Buonasera ragazzi, quindi vediamo se ancora è bloccato oppure no, vediamo se si collega qualcuno, quindi vediamo se ogni tanto questo incomincia a sclerare, questo YouTube, quindi vediamo se arriva qualcuno e vediamo se riusciamo a scrivere. Quindi, ragazzi, si è bloccato come prima, io parlavo e nessuno scriveva, quindi ho detto, vedi, chiudo e poi diciamo ricomincio. No, grazie, non usciva più un messaggio vostro. Diciamo, eravate in linea e io non leggevo più messaggi come ieri. Sì, sì, in effetti quindi ho chiuso e ho subito fatto partire un'altra diretta pariando un po', giusto per continuare quella lì che si era interrotta. Quindi domani devo dirlo a YouTube, non so perché ogni quando faccio la diretta poi all'improvviso non riesco più a parlare con le persone. Sì, sì, però la finale adesso sembra andare bene, quindi ogni tanto diciamo che parea, diciamo, e così è. In effetti su WhatsApp erano arrivati i messaggi, quindi ho risposto un attimo. Che è successo? Che è successo? YouTube è caduta la linea. Ha scivolato YouTube. Quindi ragazzi, stavo dicendo il fatto della fornacella, domenico do fuoco a mio fratello, quindi vado ad arrostire e faccio una grande diretta. Quindi Alfonso deve starci perché Alfonso deve soffrire, quindi glielo dico sabato sera, spero che si collega adesso, non lo vedo, però se adesso entra glielo dico adesso, quindi andrò a fare un bel barbecue, ma come si deve. Quindi lo devo fare. Quindi ci siete ragazzi? Sì, sì, francese, sì, sì. E mio fratello ha comprato il barbecue, quello là rotondo, quello col coperchio. E ha detto, "Ma domenica, ciao Lupus, facciamo una bella grigliata." Ho detto, e facimmela. Quindi domenica facciamo una live solo carne d'arrosto. Quindi sì, sì, prima era caduta pure la linea, Lupus, quindi domenica faccio una grande live sulla carne asata. Sì, sì, ma a volte domani lo devo dire a questo di YouTube, ogni volta che faccio una diretta dopo 20 minuti pare che disconnettano i messaggi. E boh, domani devo scriverla. Lopus domenica faccio la live, faccio tipo Barbara Tuss, faccio Grande Fratello. Attacco il cellulare sulla griglia di fronte alla griglia e faccio la diretta. Quindi sto pensando salsicce e cipolle, i salsicce allo studio cipolle. La locena di maiale che sarebbe la parte... oh, Francesco, la parte diciamo del maiale, non la costatella che è più asciutta, ma quella più grassa. Quindi io la chiamo la locena di maiale. Ragazzi, Cristina, controllami questa Grazia Vastano un attimo, per favore. Questa qui che ha scritto Peppi Annarello ha offeso anche tua moglie e Lupus. Sì, sì, ti sto leggendo, signora. Controlla un attimo. Questa che ha scritto questa cosa, mo. Controlla un attimo se è la vera Grazia. No, grazie, quello sai che cos'è? Che quella ieri così è capitata, che non ci siamo accorti che era lei. Allora, quella vedi, la vera c'hai gli iscritti, Cristina, controlla, la vera Grazia hai gli iscritti. Quindi se non hai iscritti cancellala. La vera grazia è degli iscritti. Incoronata, vedi, ogni volta succede sempre un casino al finale.
clonano a tutti al finale. È sempre un macello. Lupus, lo vedi, ma io ho fatto 24 denunce, Lupus, non una, eh. Io ne ho fatto 24. Sì, in coronata ci sta, eccola qua. Quindi Cristina è semplice, grazie agli iscritti, quindi diciamo vedi da lì se è lei oppure no. Ieri ci stava Grazia e Lupus come diciamo colonnate. Grazia ha detto che il cellulare scarica, allora è la signora, ragazzi. E ma è un casino, guarda Lupus, è un divertimento. Allora, due persone sono che fanno questo, il ragazzino e la signora, quindi non sappiamo chi dei due siamo. Quindi uno dei due, quindi ultimamente sono più di una persona, diciamo, in Corona non è la signora, il ragazzino, a volte non capiamo nemmeno noi. Ok, Cristi. Quindi ieri, grazie, mi ha mandato un messaggio, dice, ma io non stavo in live ieri, come mai? Giusto ci trovano a fare questo. Bah, è un... Ma quella sai che cos'è? Che quella fa così perché quando entra uno nuovo io lo faccio subito fuori, capì? Se entra un nuovo no. Va a capire, Frangi è un casino a finale. Ha detto che non è lui, quindi è un casino proprio. Sì, sì, ma a finale... Sai che cosa ho pensato a volte? Guarda, ho pensato pure che a volte qualcuno lo fa per divertimento. Guarda, ti giuro che qualcuno forse lo fa apposta a prendere il nome della signora per puro divertimento, quindi per fare casino sul canale. Ma che ti serve a fare questo casino sul canale? Quindi a volte uno lo crede, a volte si dichiara proprio. Sì, sì, lo so, non ti preoccupare, lo so. Sì, Lupus, secondo me, io ho pensato, a volte secondo me è pure qualcuno che si vuole divertire, capi? A fare la signora, capi? Per gioco, capi? Dice, ma succede il casino sul canale, capi? Ma faccio di capi? Lo fanno per divertimento, per loro è un gioco, capi? Quindi ci trovano gusto pure a fare la signora, diciamo così. Ma no, la cosa poi principale che dico io a ste persone, no? Che questo, diciamo che tutto questo qua viene registrato da YouTube, quindi dalla polizia postale e tutto il resto. Con il tempo, io l'ho detto, quindi non guardate che dopo 24 denunce non è stato fatto nulla, perché lo sappiamo tutti, ragazzi. La legge va lentissima, lo sanno tutti, ragazzi. Qua in Italia è una causa ci vogliono 2 o 3 anni. Però quando arriverà quel giorno, poi diciamo diciamo che sarà sicuramente spietata la legge, cioè è vero che ci mette un sacco di tempo, però quando ho detto cerchiamo di evitarla, anche la signora a volte dice io ho parlato con Incoronata, io ho parlato con quella, io ho parlato con quella. E io ho detto guarda, se tu hai parlato con tutte queste persone, quando il tabulato della polizia uscirà fuori, perché già ci sta, a finale, quello uscirà sul tabulato, a chi ha chiamato, chi ha chiamato a lei, quindi è tutto registrato, quindi dove scappano? Quindi è inutile dire la signora, io ho parlato con le sue chiamate in entrata e in uscita. Quindi è inutile che, che si inventa le fantasie, c'hanno tutte ci sta un fascicolo esagerato. Quindi poi
Lo deve vedere lei e l'avvocato suo poi, e il giudice. Quindi sono tutte cose che la polizia postale sta registrando. No, Lupus, guarda, io lo so che la legge ci mette un sacco di tempo. Guarda, io ti dico una cosa, se quella verrebbe sotto casa, finisce il casino, ma quella perciò non viene sotto casa, perché lei ha il divieto di venire sotto casa, anche se lei dice che lei va dove vuole, perché lei mica dice che questo posto mica è mio. Ho detto no, no, tu non puoi venire dove abito io, diciamo. Quindi se la polizia la beccasse qui sotto da me, abbiamo risolto proprio definitivamente il problema. Quindi la prendono in fragranza di diciamo di reato e finisce là. Quindi diciamo che se verrebbe finiamo qua. Allora, innanzitutto tu non ti chiami Diego Melchiorre. Quindi guarda che questo video, caro Diego, è registrato. Quindi poi andremo da tua mamma e da tuo papà, se sei Diego, oppure se sei la signora, verranno, vabbè, già c'hai gli 20.000 fascicoli, quindi fai 21.000 che ti cambia al finale. Quindi, diciamo, invece di fare 7-8 anni, te ne fare 10, 11, poi dipende dal giudice. Invece se sei Diego, lo farò, quindi te lo dico in partenza. Innanzitutto non spacciarti con Diego Melchiorre perché tu Melchiorre di cognome non fai. Partiamo da questo. Non dire brutte parole perché stai sul mio canale, quindi fammi il piacere di toglierti. Bravo, capisci? Invece se sei la signora è la stessa cosa, non cambia nulla. Cristina, mi togli questo coso da qui, o questa cosa qua? Un attimo, questo oggetto qua. Ma guarda, questi davvero soffrono. Davvero è una cosa pazzesca. Io devo parlare veramente con De Luca. Questi soffrono veramente. Grazie, Cristina. Cioè, voglio dire io, no? Vedi che stanno ascoltando, che noi stiamo parlando, se Diego e la signora. Vedi come ascoltano, no? Loro ascoltano e vedono e poi vengono a intervenire sul canale. Quindi significa che loro stanno, come diciamo noi, io, Francesco e gli altri, loro stanno qui e stanno qui a fare, a vedere. Anche la signora sicuramente sta in questi 14 che stanno qui. Sì, sì, Lupus, ma sicuramente adesso siamo 13, se contiamo quelli che stanno in chat, tu, Cristina, Mark e gli altri chi sono? Possono essere pure, ci sta sicuramente in questi 12 qualche infiltrato ci sarà sicuramente, non credo che sono solo persone che stanno di passaggio oppure che stanno ascoltando, quindi ci sarà qualche o la signora o lui o qualcun altro che vuole giocare, quindi l'infiltrato ci sta sempre. A volte stanno 20. Sì, ma guardate ragazzi, è una cosa assurda, ma pure sto Diego, no? Gliel'ho detto bello chiaramente, gliel'ho detto a voce propria, ho detto Diego sei minorenne, sul mio canale non puoi stare. Ne, ma dico io, ma lo vuoi capire o no? No, no, queste sono persone che, hai ragione, sono persone che non hanno nulla, quindi sono persone infelici della vita e giustamente diciamo che vogliono, diciamo, perdere tempo al finale. Ciao Lina, come si chiama? Lina Breglia, ciao Anna, quindi ti saluto. Chi è la signora? Chi è? Ah, mi ha salutato però, yeah. Hai visto Lupus? È una continuazione proprio. Ma è una cosa pazzesca, guarda, proprio.
Sì, Ciccio Bravo, tutti i nomi belli, uno più bello dell'altro, proprio al finale, quindi... Beh. Sì, in effetti quello dell'oggetto lì, grazie, non ci sta, eccolo qua, vedi? Il cielo è normale, quindi non è sempre festa come dico io, quindi ogni tanto si becca l'UFO, però è diciamo una cosa un po' rara. In effetti io l'altra volta l'ho beccato mentre parlavo, perché mentre parlo comunque guardo sempre il cielo quando il cellulare sta appoggiato. Quindi in effetti no, stasera non c'è quell'oggetto. Quindi non è sempre festa. Ciao incoronata, buonanotte. Ma pure qua comunque non è che si vedono tante stelle. Qualche stella prima si vedeva, ma neanche più quella. Buonanotte incoronata. Quindi diciamo che è così ragazzi. Comunque è un macello su questo canale. Poi che gusto ci trovano, ma non lo so. Guarda, meno male che ho messo i commenti disattivati, eh. Franci, vedi che mi ha mandato da fuori quel quiz. Parlavo solo io, parlavo con qualcosa. Buonasera, Eufrasia. Lo so, Eufrasia, però a volte è più forte di noi, lo so. Guarda, se entrerebbe normalmente col suo nome, allora va bene, ma tutti sti nomi particolari, sa che vuole. Dopo devo andare a controllare le risposte che hanno dato. Ho fatto il quiz, sì. Credi negli UFO? Sì, no, forse o ad altro. Quindi ho fatto tipo un quiz. Però pure quel quiz, il fatto del numero di piedi, l'anno, pure mi ha mandato da fuori. L'ho visto su TikTok e mi è mandata da fuori. Magia nera. Subito Cristina mi ha scritto Peppe, ma è magia nera. Oh, Danny. No, ragazzi, Danny è un amico, lasciatelo stare. Danny è un amico. Danny è un amico, non vi preoccupate, non è la signora. Basta Cristina che vai a vedere. Sì, sì, basta che vai a vedere Danny, tieni gli iscritti. Se non tieni iscritti è la signora, è facile, è sempre lo stesso, Cristina. Tu basta che vedi se tieni iscritti. Allora mi sa che non aveva iscritti. È facile, è fatto. Se hai iscritti è lui, se non hai iscritti non è il vero Danny. È così, Cristina, Danny hai iscritti, quindi 6 a 0 non è lui, è facile, è fatto. Ma no, è così, quella è una cosa facilissima. Sappiamo tutti che la signora tiene account tutti a zero. Perché chi vuole che si iscrive al suo canale? Poi io sono iscritto sul canale di tutti, quindi sono iscritto sul canale di Cristina, sul canale di Marco, quindi automaticamente io sono iscritto da loro, quindi anche se non hanno un canale, io ad esempio sono iscritto da Avvocatella, quindi a parte che Avvocatella ha 100 iscritti, quindi se clonano Avvocatella basta vedere se Avvocatella ha 100 iscritti, se ha 100 iscritti è Avvocatella, se ha 0 iscritti non è lei, è facile. E così vale per tutti, solo con qualcuno, diciamo, non vale. Però poi al finale è così, la regola è quella. Poi esce un nome nuovo, zero iscritti. Poi facciamo, ho messo la segretaria, vedi? Subito se mi sa fa Terminator. Grazie, grazie, grazie. Anzi, no, grazie, in effetti è grazia. È un casino davvero su sto canale. Poi ci stanno le caramelle, non lo so. A volte penso che. Guarda, io a volte quello dico con Marco e Cristina che scriviamo la sera su WhatsApp, quindi a pariare un po', no? A volte facciamo la diretta, quindi. Dico, noi pensiamo che siamo strani di nostro, cioè
crediamo negli UFO, tipo negli fantasmi e tutte queste altre cose, diciamo, che noi crediamo, no? Però gli altri stanno proprio peggio di noi, cioè anche noi. Cioè, diciamo che noi pure facciamo cose strane, però questi stanno molto molto al di fuori di noi. Sì, ma ti ho messo a te, ti ho messo la chiave, quindi lo so che sei tu, capisci? No, il canale, lei non ha un canale, però la puoi come Avvocatellas, quindi Avvocatellas, Avvocatellas apostrofo S, quindi la puoi trovare così tranquillamente, è facile, ha 100 iscritti. Ma pure la puoi trovare sui commenti miei, quindi basta cliccare sul suo nome e vai sul suo canale, in effetti, quindi è facile. Oppure vai su un commento e fai subito fai. Mamma mia, è un casino proprio, ragazzi. Ma con le 00. Vabbè, abbiamo capito che volevi dire. Ma comunque, ragazzi, è una guerra qua sul canale. Noi siamo, io dico, siamo strani, ma stanno la gente che sta peggio di noi. Quindi Marco stanotte alle 2 faceva foto agli UFO. Quindi vedi, io guardavo film di paura, Cristina guardava l'esorcista. Diciamo che non ci riteniamo tanto normali neanche noi, nel piccolo nostro. Non era la farina, bravo. Sì, sì, stanotte Marco registrava gli UFO verso le 2. Clonate il coniglio. Tu hai fatto la clonazione del coniglio per mangiare più assai. Io mi stavo guardando un film di paura. Cristina ha chiuso tutte le luci nella... Ci vediamo. Quindi, esorcista alle 3 e un quarto della notte, alle 3 e un quarto, perché è l'ora, anzi la chiamano la controora. Devi fare attenzione, Rupus, perché alle 3 è la controora. Quindi in effetti si dice che Gesù sia morto alle 3 e 15 del pomeriggio, cioè alle 15 e 15, e il diavolo per dispetto lo fa alle 3 e un quarto, quindi diciamo lo fa per dispetto, diciamo, sì, la controlla alla Trinità in effetti, quindi diciamo che in questo orario ci sarebbe tipo una cosa più sottile tra il mondo dei vivi e dei morti, quindi si possono verificare degli strani, diciamo, delle strane cose in casa, diciamo, così. Oh, poi stanotte ho mandato il messaggio a Marco su WhatsApp, ho detto attenzione ragazzi, scomparso il ragazzo di Roncaglia, non si hanno tracce, si sospetta rapimento alieno. Vedi alle 2 di notte che scriviamo noi qua, stiamo da fuori proprio. Un giornale qualche volta Marco, scomparso il ragazzo a Roncaglia, non si hanno tracce da 2 giorni, si sospetta rapimento alieno. Guarda, immagini che articolo la faccio. Devo fare il video, devo fare. Edizione straordinaria, faccio proprio l'edizione straordinaria, Marco. Tu fai la notte e ti metti a guardare l'UFO. No, Lupus, la verità, a me quella parmigiana proprio mi ha colpito, affondato. Sto proprio bello in pace con me stesso, tipo, tipo un angioletto, diciamo. Sono in pace con me stesso. No, in effetti no, grazie, no, quando ci sta, no, rimane sempre uguale, deve stare sempre comunque la controllo è sempre uguale. Quello subito ha paura. No, la controllo giustamente vale l'ora legale oppure l'ora quella là normale, quindi dipende dall'orario, quindi vale sempre quella lì del fuso orario, quindi non puoi fare che sia le 2 e un quarto e poi fai le corna dice cioè, sì, sì, sì. Stanotte ho detto, fai attenzione che ti rapiscono gli alieni. Lui ha scritto, no, non ha scritto, ha fatto il messaggio, ragazzi, eh,
Io sento degli strani rumori sopra. Come ha scritto che sì? Io non lo so, io sto solo in casa, sto solo io. E chi ci sta sopra? E noi a dire, gli alieni. E lui subito si mette paura. Tu fai un scemo, gli innanzi da guardare gli UFO, poi te ne accorgi. No, vedi che... Vabbè, posso venire a roncargli, mo, dai. Siete al lupus. I 3 a notte l'avevo frigo. Oh, lupus neanche il diavolo la ferma. L'avevo frigorifero i 3 la mattina. Sì, sì. Ah, no, no, però ieri, aspetta, no, no. Non incominciamo, ma ieri è cominciato con il tetano. Prima è cominciato con il tetano, Cristi. E poi con gli UFO. Stiamo un peggino, la verità proprio. Dopo manca i 3 size e magna. Quindi date curiava la controllo, il mondo sottile. Sì, grazie, sì, sì, no, quello, dici ragazzi, quello abita da solo, no? Io sento degli strani rumori. Cappottato. Guarda, pure io a volte io mi vado a dormire alle 3, alle 3 e un quarto, 3:20, non ho mai visto nulla. Diciamo che è una, si dice è una leggenda, ma non lo so, però molti dicono che sia vero, quindi però non è che tutti quanti poi lo vedono. Quindi secondo me al finale si tratta tutto di un po' di leggende perché le persone tendono a esagerare con queste cose. Però un po' di realtà forse ci sta, quindi perché anche io verso quell'ora lì a volte mi è capitato però a casa di mia mamma di vedere delle cose strane, di sentirle. Però dipende, in questa casa qui dove sto adesso non ho mai sentito, o visto qualche cosa di non normale, mentre a casa di mamma mi mettevo, fai attenzione, Franci, la casa è infestata. Quindi è così. Quindi diciamo che sarà così. Certo, sempre no. Ciao Andrea. Quindi salutiamo il nostro Andrea qui. Qui si entra a tutte le ore oramai con tutti i nomi strani. Fermati. Fermatevi ragazzi, non andate sul frigorifero, quindi lasciate il frigorifero. Grazie, ritorna qua. Quindi mo, se la signora vede la diretta scappa è morto qua. Quindi torna subito dentro, quindi diciamo che è così. Ciao Lupus. Diciamo che se adesso vede la diretta qua ci scappa il morto, mamma mia, quindi meglio cambiare visiera ragazzi. È meglio così, sennò qua succede il casino. Meglio. Brava. Oh, eccola qua. Vedi, ogni tanto la verità, diciamo, la dice. Ti leggi i messaggi lì ti confermo che ho clonato io, grazie. Meno male, ogni tanto la verità viene fuori. Ecco ragazzi, la vostra signora era arrivata, quindi ha confermato che ha, diciamo, clonato Grazia. Quindi vedi, ogni tanto la verità perlomeno la dice. Vedi come ho messo la faccia fuori, esce fuori, eh? Facciamo la prova di nuovo, ragazzi. Quindi può darsi che adesso rientri di nuovo. O no? Mo, giustamente. Non la bloccate se entra, vediamo che dice. Vediamo che vuole dire. Falla parlare, Marco, vediamo che dice. Se entra di nuovo, non la bloccare subito.
Vediamo che stronzate tiene da dire. Tanto vediamo cosa si inventa semmai. Perlomeno vediamo di che cosa ci accusa stavolta, perlomeno. Quindi vediamo che cosa ha da accusare. Quindi vediamo se tiene ancora da accusarci a te, a me, oppure a tutti gli altri il resto. Quindi dice che noi siamo tutti d'accordo contro di lei, che vogliamo i soldi da lei. Vediamo cosa ci racconta. Quindi questa era la signora. Però secondo me qualcun altro. Sì, ma sicuramente dopo vado a vedere sul cellulare, c'è un sacco di messaggi che mi ha mandato, diciamo già. Quindi devo andare nella cartella a vedere. Sicuramente mi ha mandato 50-60 messaggi minimo. Sì, Francesco, sicuramente, mo vado sicuramente a vedere nella cartella dei messaggi. Ora voglio che è fatta per Maria e tutto. Vogliamo lo scoop. Ma guarda, io ho detto così, no, dammi le prove, no? E io faccio la diretta quando vuole lei. Però le prove non. Ah, eccola qua, quindi non la blocchiamo. Allora, voglio una prova, guarda, te l'ho detto, mi devi dare almeno un messaggio. Non ho chiesto tanto, quindi un solo messaggio. Io non ti ho detto mandami tutti i messaggi, però uno solo me lo devi mandare. Quindi quando mi manderai un messaggio dove vedo che tu realmente hai parlato con qualcuno del mio canale, io ti farò fare la videochiamata e fai vedere tutte le prove. Però una me la vuoi mandare, una sola. Io non ti ho chiesto tutte. Quindi una sola prova. Poi io faccio la videochiamata e tu mi fai leggere. Io ne voglio uno solo. Mi mandi tantissimi messaggi. Mandami una chiamata tua. Ma non voglio fare. Allora, io dico, voglio un solo. Allora, voglio una sola prova. Poi facciamo tutta la videochiamata che vuoi, tutte le prove che vuoi. Mi devi dare un solo messaggio di te e di Marco, di te, di Cristina, di te incoronata, di te, di Grazia, ma chi vuoi? Scegli quale vuoi tu, di te avvocatella, di te, non lo so, io ti dico solo un nome così, quindi un solo messaggio che hai scritto con queste persone, che dici che sono miei amici, ma non lo sono, quindi io ti chiedo solo un messaggio. Non ti ho chiesto di mandarmi, tu hai detto che ne hai tanti, io ne voglio solo uno, poi facciamo la diretta e lì mi farei vedere a uno per uno tutti i messaggi. Quindi non ho chiesto nulla di impossibile, ho chiesto una cosa normalissima. Quindi quando diciamo no, Marco mi deve mandare sul mio cellulare, mi manda tanti messaggi, un solo screenshot di chi ha parlato con te, chi ha parlato con Cristina, come dice lei, con Avvocatella, con Incoronata, con Grazia, con Lupus e tutti quanti quelli che dice lei. Quindi voglio solo un messaggio, perché loro vogliono che lo dica in videochiamata. Ma scusa una cosa, io ne voglio solo uno di tutti questi messaggi, io ne voglio uno, non ne voglio 10, uno solo. Poi tutti gli altri me li farei vedere in diretta. Io voglio la prova realmente che tu abbia queste prove. Allora, dopo che tu l'hai fatta, io ti giuro, te lo dico davanti a tutti, faccio domani sera alle 21:30 la videochiamata, tranquillamente, con tutti quanti. Quindi faccio la diretta con loro, la diretta con te, con tutti quanti, come abbiamo fatto l'altra volta. Però mi devi mandare un messaggio. Io ti ho chiesto uno solo. Vedi che sei tu che stai bleffando, perché io ti ho chiesto un messaggio. Tu hai offeso che tutti quanti ti vogliono estorcere i soldi, Lupus. Dammi una sola. No, voglio un solo messaggio tra te e lo scegli tu quello che vuoi. Non ti dico che Cristi.
Ma perché, scusami, non puoi inviarmeli? Io poi come faccio a leggerli dal cellulare? Già è difficile guardare, tu come li faccio a leggerli lì? Li leggi tu poi al finale? Cioè, voglio le prove, io le voglio vedere. Poi perché io non dovrei fare la videochiamata? Dimmi. Ma secondo te, se ci sta veramente qualcuno che mi ha tradito, no? Io secondo te non faccio nessuno come tu dici, io copro qui, copro questo, io non copro nessuno perché tu dal momento che mi dai le prove che io sono stato realmente tradito, io cancello in automatico quelli lì, senza fare casino, senza fare nulla, senza denunciare, senza fare nulla. Io cancello gli account delle persone e li blocco. Quindi non me ne importa proprio. Quindi già stiamo incasinati con questure e tutto il resto. Quindi blocco direttamente tutte queste persone che tu dici di avere delle prove. Quindi non me ne importa. Poi se le quindi lo puoi fare direttamente tu, ma io non copro a nessuno perché io non ho prove, perché tu mi dici tu li stai coprendo, ma te che cosa? Se tu non mi hai dato una sola prova, a chi copro? Io sto solo capendo una cosa che è un grande bluff per adesso. Quindi prove non ce ne sono, prove non ne hai mandate, quindi non sto coprendo a nessuno. Tu prove non me ne dai, quindi come faccio a coprirli? No, Lupus non mi ha dato un solo messaggio. Dice che parla con te, che parla con Incoronati, che parla con Avvocatella, che stanno tutti, diciamo, tutti quanti voi cercate i soldi a lei per avere notizie su di me. Ma io non ho nulla da nascondere, che addirittura ci sta bisogno che qualcuno gli dia le mie notizie a questa. Addirittura. Che fa? Io scrivo con Marco. Marco va a dire Giuseppe oggi ha mangiato pasta e fagioli. È una cosa assurda, cioè non ce ne sta bisogno. Perché io, a parte che, come vedete, oggi la giornata mia l'avete vista tutti quanti. Avete visto, sono andata a comprare i dolci, poi sono andata da mamma con diciamo, a vedere la parmigiana, poi sono non ci sta bisogno che lei abbia bisogno di uno di voi per farmi sapere le notizie. Allora, io ti ho chiesto un solo messaggio tra te e Marco, tra te e Cristina, tra te e Lupus, tra te e Incoronata, tra te e... scegli quale vuoi tu, dei personaggi che dici tu. Tu hai accusato quasi a tutti, quindi faccio i nomi di tutti. Mandami un solo messaggio, domani sera alle 21:30, parola mia, e io le parole le mantengo. Io faccio la diretta. Te lo dico davanti a tutti quelli che stanno qua. Quindi io l'ho promesso. Se tu, io ti ho detto mandami un solo messaggio. Vabbè ragazzi, l'ho bloccata io, mi sono scocciato di ripetere, vedete, è proprio una... non ci sta proprio... ripetiamo le stesse cose all'infinito. Quindi ripete e poi al finale non mi manda un messaggio. Avete visto? Ho detto voglio un messaggio solo. Non è che ho chiesto voglio tutti i messaggi, io ho chiesto un solo messaggio. Una sola prova e poi le altre me le dai in diretta, quindi non ho, ho cercato il minimo e quindi è segno che non è vero. Perché ragazzi, se lei davvero aveva sta prova, una me la mandava, no? Lo so, Lupus, ma io la volevo far parlare, può darsi che voleva mandarmi un messaggio, ma come vedete, come dice Francesco, vuole solo apparire al finale. Quindi, no, ma poi la cosa bella, no, mi vuole mandare i numeri, no? Ma se mi manda il numero di Avvocatella, ti faccio un esempio, lo so che ce l'hai il numero di Avvocatella, quindi è inutile che me lo manda. Oppure il numero di qualcun altro lo può avere, quindi io non voglio il numero delle persone, io voglio un messaggio di testo dove lei parla con questa persona che sarebbe, diciamo, scritta, che, diciamo, uno screenshot di un messaggio. Lei ha detto che su WhatsApp parlava con Avvocatella, con Lupus, con Marco, con Cristina. Mandami uno screenshot.
Ma non è vero nulla, se no me l'avrebbe mandato, ragazzi, quindi non ci sta nulla. Perché non vedo la sua ostinazione a non mandarmi un messaggio, ragazzi. Cioè lei dice che ha parlato con Lupus, con Cristina, con Marco, con Incoronata, con Avvocatella, con Grazia, con Grazia. Cioè voglio dire io, mo scegli tu quale vuoi, mandami. E che ci ammavano. Sì, vabbè, ma quella ha fatto il nome di tutto al finale, quindi figurati. Lei dice che le persone gli cercano i soldi perché così gli danno mie notizie. Cioè, manco se io fossi il Presidente della Repubblica. Cioè, è pazzesco proprio. Cioè, io non ho mai nascosto nulla, quindi la mia giornata di oggi la sanno tutti, quindi non ci sta bisogno di che qualcuno rapporti alla signora quello che io faccio, perché già è pubblico. Lo sanno tutti la mia giornata com'è. Però, che devo dire? Però una prova, oh, è pazzesco, non me la dà una prova. Cioè, mi manda tanti messaggi, una prova non me la dà. Sì, di sì, Lupus è più di uno, sì, sicuramente, però uno è sicuramente il ragazzino, il Judy Meyer. Però è davvero una cosa ridicola al finale. No, no, guarda, secondo me, Lupus, una bugia non l'hai detta. Cioè, in effetti, secondo me ha molte non ha tante, ha due personalità. Perché, in effetti, a volte diciamo ragiona bene, a volte sconnette. Quindi ha una doppia già personalità, in effetti. Perché a volte ci stanno momenti in cui ragionava benissimo, quindi non sconnetteva e nulla. Poi ci stanno momenti come adesso che proprio non ne vuole sapere, si mette a ripetere la stessa cosa e buonanotte. Voglio dire Basileo, perché non è non mi sembra quella di prima. Ma dico io, non ti scocci, no? Non lo so, Marco, ti dico una bugia, però a finale manco così me l'ha mandata, capisci? Neanche così me l'ha mandata. Capisci? Neanche così l'ha mandata. In effetti non mi ha mandato nemmeno una prova. Cioè, quello dico io. Cioè, sono giorni, anzi settimane forse, che dico, mandami un messaggio tra te e qualcuno dei tuoi, diciamo, amici, che poi sarebbero i fassi miei. Guarda, la questura ha detto che è una donna, ma che ne so, Frasia. Io la questura l'ho identificata come donna, mo che ti devo dire? Non lo so, sinceramente. Quindi perlomeno da come è stata identificata è una donna. Poi se prima era un uomo, poi è diventata donna e ha cambiato pure le carte, questo non lo so. Quindi non te lo posso dire la verità, non lo saprei poi, a parte che sarebbe una cosa che nessuno saprebbe. Quindi non lo so, perlomeno dai documenti è donna, poi non lo so. In effetti questa cosa qui, sì, sì, quando era Ambra, ti ricordi? Era graziosa e simpatica, sì, e te lo stavo dicendo io, grazie. Quando era Ambra, io sapevo che era lei, e tu hai visto come si è comportata benissimo. Poi ha cominciato a cambiare personalità e l'ho bloccata. Però sapevamo tutti che, diciamo, era Ambra. E si comportava bene, hai visto pure tu, parlava, dialogava per tutti, sì. Poi vedi, cambia proprio personaggio, proprio diventa un'altra persona, perciò ho detto forse ha doppia personalità, non lo so.
Però ci sono momenti che lei ragiona, gioca con tutti. Quando era Ambra, l'avete vista anche voi, non è che lo sto dicendo adesso. Sì, sì, Ambra era lei, Marco. Perciò ti dico, tu ti ricordi, scriveva con tutti? Io pensavo che l'avevi capito che era lei, Marco. Si vedeva da 1 chilometro che era lei. Mandava cuoricini, cuori, cose, cuori, fioricini. Poi ogni mio video era, diciamo, parole bellissime. Però è strano, ragazzi, ha un doppio comportamento. Che vedi, è un doppio, un triplo, che ne so. Però ho cercato una prova, è tanto difficile. Anche Angela era lei, Marco. Ti ricordi l'ultima volta che la ragazza Angela, quella che aveva il rotondino col culetto da fuori? Era lei. Quell'Angela che mi scrisse: posso stare con questa foto qui che si vedeva il sedere? Era lei al finale. Che noi abbiamo detto: ma sei tu oppure è una foto? E lei disse: no, sono io. Sì, sì, Cristina, era lei, sì, sì. Che mi diceva se poteva stare con quella foto. Io ho detto, vabbè, è un perizoma, ho detto, quindi non è che stai nuda, diciamo, nel senso volgare proprio, quindi è accettabile da YouTube, se non la bloccavano direttamente loro, non io. Quindi io pensavo che l'avevate capito, ragazzi, si vedeva da 1 chilometro, una foto così, solo la signora la poteva mettere. Sì, appunto, solo lei può mettere certe cose così. Mi domandò se poteva tenerlo. Eufrasia, ma qua non si tratta di aiuto oppure di queste cose qua. Il problema è che la signora vuole una cosa che non potrà mai avere, cioè a me. In effetti lei vuole me. Quindi io ripeto, io l'ho sempre detto a tutto, sono sposato, sono felicemente sposato, quindi poteva stare sul canale senza dare fastidio, l'ho sempre detto dall'inizio che io ero impegnato, quindi però lei non accetta sta cosa e quindi ecco perché attacca sul canale e poi viene bannata. Ma se lei, mo ti dico una cosa, no? Tante altre persone sul canale mi hanno chiesto in passato se ero singolo, se stavo da solo, hanno detto, ho detto sono impegnato e ti giuro che molte di queste persone non hanno detto nulla, hanno continuato e ancora seguono il canale e buonanotte, cioè hanno capito che io sono impegnato, quindi hanno capito. Quindi di certo non dico chi è comunque, però voglio dire io, molte ragazze mi avevano domandato, "Beh, Giuseppe, ma sei impegnato? Ci possiamo vedere?" E ho detto sono impegnato. Ma fanno mai. Quindi in effetti ho sempre detto la verità, quindi, però ci stanno queste qua, ad esempio, che hanno continuato a stare sul canale, quindi a guardare il mio canale, hanno capito la cosa e lei invece non l'accetta proprio sta cosa, quindi minaccia, fa, e sono 2 anni che va avanti sta storia. Quindi mi è capitato pure con altre persone, però è stato a livello di dire no, sono impegnato, finisce là, buonanotte. Invece lei proprio è dal primo giorno che non se ne importa proprio. Quindi ecco perché poteva stare sul canale. Ma è così al finale. Sì, sì, stiamo su Beautiful qua. Questo è un canale Beautiful qua. No, no. Lupus, nella prossima vita faccio il singolo. Così faccio una strage, faccio da nord a sud, capì?
Incomincio da Valle d'Aosta e scendo in Sicilia. Sardegna compresa, però. Pensiamo a questo punto qua. Quindi una volta scappo in Sicilia, una volta scappo in Sardegna, una volta in Campania, una volta in Toscana, una volta in Lazio, una volta qua. E quindi faccio... Non se ne può, veramente. Ah, già sono cuoco assassino, eh. Oramai Cristina si è fissata che sono il cuoco assassino, vabbè. Sono cuoco assassino. Non ce la posso fare. Vabbè, dai ragazzi, vi saluto. Ci sentiamo domani. Quindi vi auguro una buona notte. Sì, sì, grazie, io sono compreso, è normale, no, sì, è meglio dirlo, quindi la signora mi accusa, no, la cosa bella, ragazzi, è che la signora mi accusa che tutte quante quelle del canale sono persone che vogliono stare con me, che vogliono uscire con me. E se sono uomini, anche pure, ah, è lo stesso, attenzione, a parte le donne, se sono uomini ci vogliono provare lo stesso con me, quindi ho proprio una brutta nominata, quindi io prendo sia uomini che donne a rire. Quindi una volta un ragazzo mi scrisse, ciao Giuseppe, come stai? Mi piace il tuo comportamento, come scrive. La signora scrisse, ah, eccolo qua, pure questo vuole Giuseppe. Il ragazzo disse, ma io non sono gay. No, scrisse il ragazzo, ma Giuseppe, ma io non sei gay, ma non pensarlo, ho detto, ma chi l'ha detto? Allora la signora mi ha scritto che vuoi a Giuseppe, vuoi stare con Giuseppe, ma non la pensare. Ti giuro, Lupus, è pazzesco. È così, ti giuro. Questo ragazzo, sai, ci è rimasto un po' male, forse. Dice, questo, ma... Ha detto, "Ma io non sono gay." Ha detto, ma io non ho detto niente. E la signora dice, tu ci provi con Giuseppe. Cioè, tanto per dirvi, eh. Quindi è, diciamo, una cosa assurda. Ma pure con la signora Elena, no? La signora Elena Canelli, no? All'età di mia mamma, ragazzi. Cioè, ma come puoi pensare? Mi accusò una volta, dice tu, ah, tu vuoi stare con Elena. Ma io ho detto, guarda, Elena ha l'età di mia mamma, ha 65 anni. Ho detto, ma ti rendi conto? Io ho 44 anni, ho detto. Cioè, cose assurde proprio fuori mente. Cioè, avrei detto, vabbè, allora finché fosse una signora di 47, 48, 40, 50 anni, vabbè. Ma a volte una signora disse, pure la settantenni, mo. Cioè, cosa assurda proprio, ragazzi, ah. No, no, è proprio perché non sa che dire, quindi è inutile proprio. Ci perdi, come si dice? A lavare la testa al ciuccio ci perdi l'acqua e il sapone, inutile. E così è. Quindi è un caso disperato, proprio sta un po' inguaiato. Vabbè, ragazzi, c'è già mannato puzzoni di Moena, c'è già mannato. È un formaggio del nord che puzza proprio brutto. Sì, sì, io devo mandare il puzzone di Moena proprio, questo è da Moena. Ti giuro, Lupus, quando io lo vendo al mercato, no? Quando c'ho i guanti, partiamo c'ho i guanti. Quando lo taglio perché ci sta chi lo viene a comprare, ti giuro, Lupus, i guanti li devo buttare, si sente proprio una puzza, ma una puzza esagerata. Sì, puzza più del gorgonzola, e il gorgonzola è oro. Sentite questa cosa strana e poi chiudiamo. Chiudiamo questa storia. Stavamo a Salerno sulla lungomare. Questa è un po' volgare, però la dico lo stesso, non fa nulla. E io ho aperto, diciamo, diciamo, il portellone del camion dove stava solo il puzzone di Moena, quindi era un laterale frigorifero del formaggio. Ho aperto questo portellone e ci stava della gente che camminava. È arrivata una ventata di questa puzza di puzzone di Moena. Un po' mi viene da ridere già. Passa un vecchietto, ragazzi, vi giuro, la scena, io e l'amico torinese stavamo morendo dal ridere. Passa... Oh.
Passò da lì e disse, proprio in napoletano, mi viene da ridere. Ho detto, mamma mia, tu Carmine, che puzzi di merda. Ho detto, mamma mia, e che? Vi giuro, mi sono piegato in due perché quello l'ha detto proprio in modo proprio, mamma, ti giuro, proprio pazzesco. Questo vecchietto si fermò e si guardò intorno Franci e disse, mamma mia, ma che sta puzzi di merda? Ma oggi, ma che cos'è? Le fognature non vanno bene. Ma ti giuro, io e l'amico della lungomare con lo stomaco in mano, ti giuro, perché proprio il vecchietto si è fermato proprio, si è guardato intorno, sai, sbigottito proprio. E ha detto, mamma ru Carmen, che puzzi di merda, ma che è successo? Mamma mia, ti giuro, grazie, stavamo morendo da ridere. Io e Antonio, questo qua che faccio i mercatini. Ti giuro, la lungomare si è invasa proprio di sta puzza di sto formaggio. Vi giuro che è una cosa che non avete idea, proprio sapete l'odore, diciamo. No, guardate, immaginate uno che puzza con i piedi forte, e non è nulla quella puzza lì, ragazzi, ve lo posso assicurare. Se conoscete qualche amico che puzza con i piedi, sa quella puzza forte proprio, vi posso assicurare che quel formaggio è molto molto di più, ragazzi. È un cocktail proprio che ti manda sotto, ti manda in anestesia proprio. Perché io ho aperto il portellone proprio per far prendere aria al formaggio, perché quello quando lo prendi puzza di brutto. Ho invaso la lungomare comunque. Sì, sì, ma è una cosa. La gente, guarda, io qua a Salerno ho dei dottori e degli avvocati che venivano da me e dicevano. E allora è amarognolo un po', grazie, è buono, comunque di sapore è buono, però ha un retrogusto amarognolo, mentre è dolce, poi senti un retrogusto amaro. Viene buono a fare la fonduta, diciamo, quindi a scioglierlo e a farci la pasta. Aperto il portello, l'ho rimasto aperto, Marco. È uscita tutta questa puzza fuori e un signore che camminava, un vecchietto, si è fermato sbigottito, si è guardato intorno perché non riusciva a capire e ha detto mamma Ru Carmen, ma che è sta puzza di merda? Cioè, mamma mia bella, che è sta puzza di merda? Quindi la D in napoletano poi è più sfiziosa a dirla, capì? Si è guardato intorno perché non riusciva a capire da dove arrivasse. Quindi avrà detto: ma ste fognature qua non funzionano proprio più. Anche perché sulla lungomare ci sono i bagni pubblici, quindi aveva pensato forse sulle fognature, invece era piegato sulla panchina a ridere. Sì, sì, grazie, sai, l'ha detto proprio bello da napoletano a napoletano, cioè si è fermato, si è guardato intorno per capire da dove arrivava, no? E ha detto, mamma lo Carmen, ancora mi ricordo, ma sta puzzia, che è tutta sta puzzia di merda? Ma che è successo? Marco, ma se stavi là, guarda, io sono stato mezz'ora che mi faceva male gli addominali, anche se non ce li ho, mi faceva male sopra lo stomaco e ti giuro ho riso troppo e mi faceva male nei fianchi, ti giuro. Ho detto basta, se no mi viene una cosa, a botte di ridere. Quindi quando ho sentito a quello dire queste cose, sono stato 20 minuti che ridevo solo io, come uno scemo. Il mio amico di Torino altrettanto, lui rideva, io appresso a lui. Lui guardava a me, io ridevo peggio di lui. Siamo stati proprio, diciamo, mezz'ora piegati, tutti e due, perché poi io guardavo in faccia a lui e lui guardava in faccia a me e scoppiavamo a ridere, pensando a quello che aveva detto il vecchietto. Allora, ti giuro, una cosa pazzesca, è rimasta nella storia sta cosa. No, no, a un certo punto te l'ho detto, mi faceva male nel fianco, ti giuro, ho detto non ce la faccio, basta dire. Sai quando vai a correre e ti fa male la milza, così? Dico basta, non ce la faccio, mamma mia. Perciò ho detto è un formaggio proprio, ma ha un sapore buono. Poi
mentre lo stai, quando l'hai sceso in gola, senti quel retrogusto amarognolo, però è buono. Vengono avvocati, dottori a comprarlo qua. Quando arriva il mercatino di Natale, arrivano i migliori cardiologi, avvocati, giudici e vengono di Moena, cioè te lo vengono proprio a chiedere. E io dico avvocato, oppure che ne so, maresciallo, ma come fate a mangiare? Però l'ho assaggiato, posso dire che è buono comunque, quindi va anche caro, ragazzi, va a 40 euro al chilo, quindi non è un formaggio da 10-12 euro, quindi va a 39,90 al chilogrammo. Lo fanno a Moena, quindi viene proprio da lì. Potete guardarlo, diciamo, su Google, scrivete puzzone di... Vabbè, dai, abbiamo fatto due risate, ragazzi. A domani, quindi buonanotte. Quindi, se trovate di passaggio qualche volta state nei formaggi e sentite una puzza così, è il puzzone di Moena, fidatevi. Non è la fognatura. Sì, sì, così è. Ma l'ha detto tutto convinto, eh? Poi lui era convintissimo, Marco, poi, eh. Quello si è fermato, si è bloccato, si è guardato intorno e ha detto, mamma mia, Ru Carmen, ma che è sta puzzi di merda? Cioè, l'ha detto proprio in modo proprio convincente e sta sbalordito, sa? Che è successo? Vuol dire che sta succedendo? Quindi mi sono piegato, ragazzi, non si poteva non ridere. Mi faceva male la pancia, i lati, il fianco, non si capiva niente a un certo punto. Vabbè, ragazzi, buonanotte a tutti, a domani. Quindi, qualche volta se vi trovate a Moena, compratevi il puzzone di Moena, quindi vi rimarrà l'odore per tutta la settimana addosso. Quindi mettetevi i guanti perché se lo toccate con le mani, ha voglia di lavare, non va via, ragazzi. Quindi mettetevi sempre i guanti quando lo mangiate o quando lo tagliate, perché sennò vi impregna. Ciao Aiu, buonanotte a tutti e a domani. Ciao, grazie, ciao Marco, ciao Lupus, ciao Cristina, ciao Cicciripicci, Cicciripi, come ti chiama un amore tuo, là, Chicchiripicchi, là, vabbè, una cosa così comunque. Quindi ciao a tutti ragazzi, mi raccomando a te Marco, tu non guarda l'UFO perché io a Roncaglio non vengo, eh. Quindi non cominciare con l'UFO, 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 poi ti metti paura, poi dico ragazzo scomparso a Roncaglia e devo venire a Roncaglia, eh. E senza caffè e corna che non valgono, eh. Non valgono le corna, Marco, come superstizione. Vedi, Cristina, già vedi i fantasmi, Cristina. Vai, buonanotte.